giornata importantissima, no? Sì, un connubio storica del mondo, e penso una vetrina sul mondo. Vetrina sul mondo, sì, è la finestra sul mondo. E intanto devo dire grazie a questa joint venture con la città metropolitana, in particolare un grazie a Claudio Garbarino, che è stato quello che ha dato l'impulso a quest'idea. Un giorno che eravamo a Torriglia al pomeriggio, ci prendevamo un caffè e gli è balzata questa, ha avuto una visione. Dice: come facciamo per lanciare e rilanciare questa associazione dei liguri nel mondo? Guarda che in salita Santa Caterina abbiamo una vetrina che praticamente è orfana e non potremmo utilizzarla. È nato tutto da lì. Oggi noi fruiamo di questa vetrina sul mondo, come giustamente la stiamo definendo, e devo ringraziare tutti i funzionari della città metropolitana, non li enumero di nuovo perché sono diversi, ai quali va grazie. Devo ringraziare l'Associazione del Basilico per la disponibilità che ci ha dato di avere questa vetrina, e tutti i miei collaboratori, i miei tecnici, Ceccarelli, Daniela, Silvia, Sharon, cioè, che si sono messi a disposizione e l'hanno fatto spontaneamente, volontariamente, per organizzare questa giornata e tutto il resto. Quindi noi oggi possiamo dire che siamo in contatto via questa vetrina, che qualunque passante potrà soffermarsi a vedere, saprà che esiste un'associazione dei liguri nel mondo che è qui a 2 passi, dove volendo potrà anche iscriversi per pochi soldi. Non parlo di soldi in televisione, sono 4 lire veramente, e avere tutte le informazioni, i giornali, i contatti, eccetera, eccetera, di cui, se per esempio un giorno viene qualcuno e dice: ma io sono di Pentema, ecco, andiamo a vedere a Pentema come poi fare per mettete in contatto con chi rappresenta Pentema, il sindaco di Torriglia, per esempio. Ecco, capisci? Questo è l'obiettivo, e pensiamo di aver fatto uno sforzo che ne vale la pena, perché io vedo molti comuni della Liguria, seguo tutti i telegiornali, seguo quello di Chiavari che è un bellissimo telegiornale. Bisognerebbe che anche in Ponente facessero un telegiornale così, bisognerebbe parlarne un po' con i boss del Ponente. Questo telegiornale dà tantissime informazioni come il nostro TG3, ma il nostro TG3 è un ampio più ampio, diciamo un respiro molto più ampio, quindi non si può soffermare sui particolari. Mi auguro che questa iniziativa venga pubblicizzata e documentata a dovere, grazie anche alla vostra televisione, che molte volte ci ha già ospitato e ancora una volta sta facendo questo bellissimo servizio. Grazie, un abbraccio.